Arsiero è stato ritrovato senza vita alle prime luci del giorno, l'escursionista cercato dai soccorritori dopo che non aveva fatto rientro a casa. Il 67enne della provincia di Venezia aveva lasciato detto ai familiari che aveva intenzione di dirigersi sul Monte Cavioio, ma poi non aveva più dato notizie di sé e il suo cellulare risultava irraggiungibile. Scattato l'allarme, è stata subito individuata l'auto dell'uomo, ancora parcheggiata alla partenza degli itinerari nei pressi della chiesetta di San Rocco. Si è quindi mossa tutta la macchina delle ricerche con soccorso alpino, vigili del fuoco, guardia di finanza, carabinieri, protezione civile. È intervenuto anche un elicottero dell'aeronautica militare dotato di un particolare sistema di rilevamento di segnali telefonici. I droni dei vigili del fuoco si sono alzati ed è sotto cima neutra che è stato visto uno zaino e più in basso il corpo senza vita. La salma è stata così recuperata.